Di qua, di là, Ariosto e la filosofia dell'Orlando Furioso. Angelica si cerca la propria origine, ma di fatto si ritrova in un labirinto lungo i cui camminamenti continuano a rincorrersi guerrieri accecati dal desiderio, che finiscono per ritrovarsi a girare continuamente a vuoto. Nessuno di questi sembra infatti sapere bene cosa lo muova, cosa lo renda tanto accecato dai propri desideri. Infatti sono tutti sempre sul punto di cambiare idea. Ogni volta la meta viene sconfessata e proprio dall'agire del cavaliere che corre, si dimena e combatte, anche se non sapendo mai bene perché. Beh, l'Orlando Furioso, questo grande poema, che potremmo anche dire inaugura in senso proprio la grande modernità, anticipando addirittura, vorrei osare, anticipando la grande epopea barocca, ma anticipando addirittura il movimento zizzagante, rizomatico, teleologico, cioè non finalistico, esaltato con grande entusiasmo dalla compagine dadaista che negli spazi del Cabaret Voltaire avrebbe inaugurato un secolo di sommovimenti che avrebbero definitivamente liberato l'arte dai suoi principi, dai suoi canoni, trasformandola, l'arte, in un grande palazzo di Atlante, come il palazzo di Atlante di cui ci racconta l'Ariosto. Mago Atlante, è un mago, sì, un mago, nel cui palazzo finiscono per capitare tutti i cavalieri, tutte le fanciulle, tutti alla ricerca di qualcosa, di un oggetto, di una persona, di qualcosa che il loro desiderio li muove incessantemente a cercare, ma che all'interno del palazzo riconosceranno finalmente come fantasma, come determinazione fantasmatica. All'interno del palazzo i vari cavalieri capiscono che ciò che cercavano non esisteva, che nessun oggetto potrà mai soddisfare i nostri desideri, per cui il desiderio per eccellenza, quello amoroso, il desiderio erotico, eros, l'eros platonico, avrebbe finito per condurre anche Orlando, il protagonista dell'Orlando Furioso, alla follia. Orlando furioso, folle, non più l'Orlando innamorato, o meglio, l'Orlando innamorato che in virtù di questa esplosione erotica ed amorosa ritrova la propria originaria follia. Bellissima la scena in cui si manifesta passo dopo passo la follia di Orlando, in cui l'Ariosto sembra quasi descrivere un rito dionisiaco, un rito magico, dove l'io ritrova la verità di se stesso, facendo esplodere tutti quei confini, quelle determinazioni che sembravano costituire il proprio della sua soggettività. L'Orlando Furioso è, dice bene Gianni Celati, come aveva detto benissimo anche Calvino, fatto di movimenti che assomigliano molto a quelli delle palle da biliardo, movimenti che producono altri movimenti,
incessantemente distratti dalle loro mete. Nessun movimento raggiunge la meta verso la quale sembra muoverci. Accade sempre qualcosa. Arriva un cavaliere, arriva un saraceno, arriva una fanciulla che ci distrarrà, mostrando che quello che sembrava per noi fondamentale, quell'oggetto di desiderio, in realtà era tutt'altro che fondamentale. D'Ariosto, insomma, inaugura la nostra epoca. Un'epoca in cui tutto si radica nel caso, nell'arbitrio, nella più radicale insensatezza, ma i movimenti molteplici che disegnano questa imprescindibile insensatezza riescono nell'Ariosto a dare vita ad una mirabile, straordinaria opera d'arte che, come tutte le grandi opere d'arte del Novecento, per esempio, finisce per farci comprendere la miseria di tutto ciò per cui nella vita ci scanniamo, la pochezza delle ragioni che sembrano muoverci. Ci mostra tutti giocatori di un grande gioco, il gioco della fisica, il gioco della natura, che nessuno di noi decide, ma che tanto ci entusiasma, riuscendo talvolta a farci raggiungere l'apice di una follia che poi è alla radice di ogni, che è la follia che sta alla radice di ogni grande creazione artistica.